Buonasera a tutti ragazzi, come qualcuno aveva detto nel video precedente, c'è stata una fortissima scossa di terremoto al largo delle coste del paese sudamericano, cioè il Cile ragazzi. Quindi l'evento sismico è stato registrato più o meno qui erano le 6 di stasera, le 18 da noi, quindi come segnala il nostro Istituto Nazionale di Geofisica, la scossa di terremoto che è avvenuta in Cile ha avuto epicentro nell'Oceano Pacifico, quindi diciamo più o meno a circa 60 km dalle coste. Quindi l'ipocentro in effetti è stato bassissimo ragazzi, 13 km, quindi è stato davvero sentito dappertutto. Quindi la scossa è stata distintamente ragazzi sentita e davvero molto da tutti, quindi anche in alcune aree addirittura dell'interno, quindi ci sono stati momenti di paura, palazzi residenziali e altri edifici, i ragazzi hanno ballato pesantemente e tanta gente è scappata in strada presa dalla paura. Anche una messa, in effetti stavano facendo una messa, addirittura sono scappati anche dalle chiese le persone, quindi sono evacuati tutti e sono rimasti in strada. Quindi fortunatamente diciamo l'emergenza del Cile ha dichiarato insieme alla, diciamo, alla guardia costiera che non c'era allarme tsunami, quindi un possibile rischio di tsunami. Quindi diciamo una buona notizia per chi vive sulle coste del Cile, quindi diciamo che adesso devono fare accertamenti per vedere se ci sono ragazzi crepe negli edifici, nei palazzi, nelle case, anche perché i palazzi ragazzi, ciao Valeria, hanno oscillato davvero tanto, quindi in effetti questa scossa di terrazzi perlomeno qua in Italia è stata aggiornata 40 minuti fa. In effetti è comparsa questa notizia, in effetti io tutti i giorni ho visto se c'erano terremoti e solo 40 minuti fa è uscita fuori in effetti questa cosa del terremoto in Cile, quindi scossa di terremoto ragazzi di 6.8, tanta paura, gente in strada, edifici evacuati, chiese, dalla chiesa sono scappate le persone, quindi davvero ragazzi un casino, anche internamente è stata sentita la scossa, quindi l'allarme tsunami è stato tolto, in effetti non c'è stato nessun tsunami, anche se la profondità, ciao Lupus, era solo 13 km, quindi era anche, no ti giuro, io ho visto da stamattina, sa che mi occupo la maggior parte di scosse di terremoto, non avevo trovato nulla, l'unica notizia in effetti l'ho trovata adesso 40 minuti fa, hanno messo questa notizia, sono andato anche sull'INGV, non ho trovato nulla, quindi non lo sapevo, eppure ho controllato proprio perché di solito faccio notizie di terremoti, media diciamo di solito, quindi adesso ho visto poco fa addirittura è stata messa 40 minuti fa questa notizia, pensate un poco, quindi pensa che l'ho pescata su Twitter, neanche su Google, figuratevi un po', quindi in effetti non ci sono danni perlomeno. Sì, sì, appunto, non mi è uscita proprio la scossa, cioè sono andato pure a vedere sull'INGV, su quello l'americano, non lo riportava. Poi sono andato adesso prima di fare e ci stava in effetti. Quando sono andato invece non c'era. Cioè non aggiornano proprio, diciamo, costantemente. Boh, non lo so. Quindi, vabbè, l'importante ragazzi è che non ci sono persone morte, quindi non ci sono feriti, quindi solo tanta paura delle persone che sono scappate tutti quanti in mezzo alla strada, quindi lo tsunami non c'è stato. No, Lupus, guarda, io proprio in finale di chiusura l'ho saputo questa notizia, cioè in effetti, bravo, una scossa comunque di 6.8 a 13 km di profondità, sai, ti aspetti che il telegiornale, però
Non dico che devono fare un papello, però perlomeno dire oggi c'è stata una forte scossa di terremoto in Cile, lo potrebbero anche dire nei telegiornali italiani, su Rai 1, Canale 5, invece di dire solo stronzate, come hai detto tu. Quindi, in effetti, lo sappiamo, poi non è che aggiornano veloce, capisci? Quindi a volte la mettono in tempo reale, a volte no. Quindi nemmeno io ora stavo facendo un video prima e qualcuno mi ha detto vedi che ci sta un terremoto. Sì, ma 13 km di profondità, capisci? Quindi diciamo è pochissimo, 6.8 con 13 km di profondità, ipocentro 13 km, gli edifici hanno ballato in effetti. Quindi diciamo che a finale credo che per scappare la gente dalla chiesa e dagli edifici, questi hanno, ciao Mastella, avranno sentito per forza qualche cosa. I locali, tutti sono stati tutti no evacuati, in effetti sono scappati ragazzi, quindi in effetti stavano tutti in strada, la paura che forse qualche palazzo gli ha dato. Ciao Mastella. È bella la Piemonte, lo so a memoria tutto, quindi è bello dappertutto, quindi ci sono stato 5 anni a lavorare, quindi in Piemonte è come la seconda casa in effetti. Quindi ragazzi, fortunatamente non ci sono feriti, non ci sono morti, quindi già è una bella notizia. L'unica cosa che non mi piace del Piemonte è il corso Regina Margherita. Guarda, ti giuro, ho preso io e il mio collega in un mese 20 verbali a alta velocità. Quando esci dal corso Regina Margherita, che poi esci, esci dal 20 verbali abbiamo presi. Corso Regina Margherita, tu quando prendi l'autostrada, che noi venivamo da Rosta, noi facevamo Corso Regina Margherita e ci stava proprio una telecamera proprio quando si arriva sul rettilineo normale. Ci scordavamo sempre che ci stava quella cosa fissa. Abbiamo preso 20 verbali il primo mese che siamo stati a Torino. È abituato che noi arrivavamo sempre passati i 90 i 100 lì e lì è a 70 il limite. No, ma Corso Regina Margherita, guarda, è una cosa pazzesca a Torino, solo verbali. Secondo me l'hanno messa apposta quella telecamera lì. Eppure noi sui furgoni abbiamo il rilevatore in effetti, quando ci sta un'alta velocità ci segnala che ci sta una telecamera. Invece noi andavamo con l'auto a lavorare, avevamo una Alfa Romeo, quindi non ci stava l'avviso e puntualmente prendevamo il verbale. Penso che il nostro ragioniere ha detto ragazzi avete finito di prendere i verbali? Sì, sì. Là ci sta sulla sinistra quando fai corso Regina Margherita ci sta l'Iren, in effetti quelli dell'elettricità, in effetti quella grossa industria che sì. Ma ti giuro Mastello, guarda, ma io sono uscito pazzo. Corso Regina Margherita mi ha mandato da fuori a me e al mio collega, non era un problema di chi guidava, è proprio che ti porta tu quando arrivi, hai visto dove sta l'Iren? Come tu poi sorpassi l'Iren, hai visto ci sta quel poco di discesa e poi incominciano il rettilineo e i semafori e stai, diciamo, fuori dall'autostrada, dalla tangenziale. E poi devi arrivare verso, noi dovevamo arrivare ai Giardini Reali, quindi dovevamo andare alla Sindone in effetti, quindi noi siamo stati alla Sindone per 6 mesi a lavorare, quando hanno aperto il volto, diciamo il lenzuolo di Gesù. E tutti i giorni facevamo quella strada, mi è stata maledetta per i primi 20 giorni, proprio. Io l'ho detto al mio capo, ho detto no, allora andiamo a piedi qua. Meno male che il nostro capo ci ha abbonato a tutte le i verbali. Sì, sì, 13 km di profondità, sì, sì.
Perciò ho detto che ha ballato molto pesantemente gli edifici, la gente scappava di strada, e giustamente avevano ragione. L'Iren, lì sulla sinistra, tu quando stai sulla tangenziale che stai per arrivare sul corso Regina Margherita, normale, ci sta l'Iren sulla sinistra. Adesso sta pure qua a Salerno, hanno messo sta Iren oramai. Prima avevamo Enel noi come energia elettrica, adesso pure qui sta Iren. Quindi oramai sta quasi dappertutto. Quindi diciamo che Torino la conosciamo, siamo stati Rosta, ma in tutti il Collegno, da tutte le parti, Curio, dov'è che non siamo stati? Piazza Castello, Piazza Solferino, abbiamo fatto fiere, Settimo Torinese, ma davvero siamo stati tutta Torino, l'abbiamo girata in lungo e in largo proprio. Quindi bella città, un po' caotica. Poi pure mio fratello lì ha fatto il trapianto al suo bambino, piccolino. Sì, sì, guarda, io l'ho notato, lo so, ci sono le signorine. Guarda, una cosa pazzesca, siamo andati a vedere lo stadio della Juve. Ho detto, dai, andiamo a vedere sto stadio, andiamo a vedere sto stadio. Ma ti giuro, le signorine, avvocate, capisci, dai. Siamo andati di sera a vedere questo famoso stadio della Juve. E vai, andiamo, andiamo, non andiamo. Ti giuro, ci stava un via vai signorine, una cosa pazzesca. Si buttavano davanti all'auto. Quindi davvero una cosa esagerata, ragazzi. Proprio quel viale è pieno, pieno. Poi un'altra cosa che ho notato a Torino, ragazzi, ci sono stato per 5 anni, è pieno di massaggi di giapponesi, ragazzi, pieno. Ma è pieno di cinesi, tutti, tutti i massaggi, ma secondo me altro che massaggiano altre cose forse. Ma vi giuro, ogni metro vedevi tutto massaggio cinese, massaggio cinese, massaggio cinese. Ho detto, ma che è qua? Ci sta l'invasione qua. Poi noi eravamo i primi tempi che arrivavamo a Torino, sto parlando di 5 anni fa, penso che sia peggiorata la situazione. E ti giuro, avvocato, fatelo dire da chi è di Torino, non ti sto dicendo bugie. Siamo andati a vedere lo stadio della Juve perché il mio collega è juventino e no, voglio andare, voglio andare. Abbiamo messo il navigatore perché giustamente non sapevamo le strade. Ciao Valeria. Ma ti dico un casino proprio. Siamo andati di sera poi dopo che abbiamo terminato di lavorare. Come ha detto Mastello, è proprio un via vai di signorine proprio. Quindi diciamo al finale siamo stati 5 anni a lavorare a Torino, quindi Carmagnola, Rosta, Collegno, ma dov'è che non siamo stati? Giardini, la Venaria, ma dappertutto, guarda, Torino la so come Salerno più o meno. Sì, Mastello, la conosco perfettamente, quindi pure se vengo adesso, io Torino la so, posso guidare tranquillamente più senza il navigatore oramai. Quindi io partivo dai Giardini Reali, andavo dalla Sindone e arrivavo a Carmagnola. Da Carmagnola arrivavo a Rosta, da Rosta a Collegno. Proprio in effetti l'ho girata davvero dappertutto. Abbiamo fatto Venaria, Settimo Torinese. Ma dov'è che non siamo stati a Torino, in Piemonte? Dappertutto. Vabbè, a parte che siamo stati anche all'estero, quindi. Ma no, ma ti giuro, Lupus, ma era una cosa pazzesca. Sai, poi erano i primi mesi che siamo arrivati a Torino dove facevamo questa fiera di 6 mesi. Quindi ho detto, ma ho detto, abituate a Salerno, qua non ce ne stanno, ragazzi, qui. Qui a Salerno non ne vedi queste cose, perlomeno qua non ce ne stanno. Ma lì io dicevo vicino a mio collega che si chiama Michele. Dicevo Michele, ma che cazzo, stanno tutti cinesi, massaggi cinesi, massaggi cinesi, massaggi cinesi, massaggi. E te ma che ci sta proprio. Ma che qua? E poi lui mi spiegò perché lui è più. Stava già prima di me. E dice no, beh, quello là sì, è massaggio cinese, però non è come credi. Perché lui stava già da un anno prima di me, quindi in effetti lui è di Striano e di Napoli e io sono di Salerno città, quindi
in effetti abbiamo fatto amicizia e sono andato a lavorare con lui, che in effetti lui è il cugino del capo, in effetti, quindi è il cugino del mio capo. E quindi mi venne a prendere a Porta Susa e poi strada facendo io guardavo, so, a destra, a sinistra e notavo tutti sti magazzini cinesi, cioè ma che mica, ma che ca? Ha detto a Torino si vede che hanno bisogno di massaggi, che ne so. Lui si mise a ridere poi. Ah, vabbè. Quindi in effetti così poi ho iniziato a rimanere a Torino, sono rimasto 6 mesi, poi sono sceso per un mese, sono salito per 4 mesi. In effetti ho fatto sali e scendi per 5 anni da Torino, quindi sono stato di casa a Carmagnola, sono stato di casa a Rosta, a Collegno, a Rivoli. Ho avuto 4 case, in effetti erano le case del mio padrone, in effetti, del mio capo. E quindi ogni volta se mai qualcuno stava di casa lì, allora mi mandava un'altra parte a me. Poi io scendevo a Salerno per un mese, 2 mesi, poi quando risalivo mi mandava a Carmagnola oppure un'altra parte. Diciamo che la parte più lontana era Carmagnola perché per arrivare a Carmagnola ce ne vuole. Quindi in effetti Torino l'ho girata davvero dappertutto. A parte poi le fiere che ho fatto all'estero, quindi ho girato quasi tutta l'Europa, però Torino è quella che ho iniziato per prima, diciamo. Poi a parte Milano, tutta Milano, la provincia di Milano, in effetti se io ho girato Lombardia, Milano e Firenze, Toscana. Poi ho fatto Roma, poi ho fatto Molise, non ci sono mai stato, in Friuli ci sono stato, solo che non sapevo che dire era Friuli, che l'avvocatella mi aveva domandato se ero stato in Friuli, ho detto no, non ci sono stato. Poi sono andato a guardare, ho visto le città, ho detto no, non ci sono stato. In effetti l'unica parte che forse che non sono stata è la Sardegna, in effetti. Non ci sono stato. Poi in Sicilia sì, Palermo, Catania, ci sono stato, Messina, Calabria, l'ho fatto tutto, sì, Firenze ho fatto Firenze Centro, ho fatto Follonica pure. In effetti ragazzi ho davvero girato tanto, ma per lavoro però, non è che mi sono divertito, poi al finale si lavorava, non è. Qualche giorno sì lo avevi per girare un po', però non è che potevi proprio girare tutto, quindi guardavo qualcosa di locale. Ciao Sofia, buonasera. Quindi in effetti Firenze ci siamo divertiti un sacco con i fiorentini, anche perché lì ci siamo divertiti con l'ambredotto, quindi il famoso panino l'ambredotto, che sarebbe una trippa che bollivano, diciamo, nel calderone. Sì, Cilento, vabbè, è qui vicino a me, sì. Calabria, Cosenza, siamo stati. Milano no, non mi piace mangiare, ragazzi, ci sono stato, però non mi piace. Meno male che avevo i prodotti miei, quindi mangiavo bene. Il lambredotto, lupus. Io l'ho mangiato, guarda, è ottimo, guarda. Stava un amico di Firenze che... dai, assaggia, mi assaggia, assaggia come parlano tutti i fiorentini. Con sta, con sta cosa, oh, tutta strana. Amico, fine qua a mangiare tutta tutta. E sono andato lì e sono fatto un bel panino con l'ambredotto. Ma era buono, ragazzi. Parlano un po' particolare, peggio di noi, con il loro dialetto toscano, però sono simpaticissimi come noi, quindi avevo questo amico che parlava così proprio. Sì, in effetti è una specie di ribollita, è trippa che bolle, loro lo chiamano lambredotto con tutte queste spezie che mettono dentro, ma è buonissimo, ti giuro. L'ho mangiata ed è ottimo, quindi è una trippa fatta in un certo modo, ma è buono. Poi sono stato, oh Marco, sono stato in Abruzzo e lì ho mangiato gli arrosticini d'agnello. E anche lì gli arrosticini abruzzesi sono la fine del mondo.
carne di agnello, ma lì conoscevo il titolare che faceva gli arrosticini, quindi diciamo che nelle fiere, ragazzi, non si poteva mai stare perché ingrassavi di brutto. Poi ci stava il banco messicano, quindi le tortillas e tutte queste cose qua, quindi diciamo ragazzi era un casino la sera. La sera chi ti portava una cosa, chi ti portava un'altra cosa, ma un casino proprio ragazzi. Quindi ho fatto davvero quasi di tutto. Poi il pane carrasavo, stava il banco sardo, quindi sì, sì, si va a finire sempre sul mangiare, a finire lupus, sempre. Sì, sì, è del Veneto, sì, sì. Il Lambredotto invece è toscano. Sì, lupus, al finale, guarda, io ho fatto il banco della porchetta, quella là di Ariccia, quella di Roma. Ti giuro, mi è arrivata col corriere ma subito, era ancora calda quando me l'ha portata il corriere. Quando io l'ho aperta, ti giuro, la prima cosa che ho fatto, ho staccato, sai, quella crosticina che ci sta sopra. Ma una cosa pazzesca, ragazzi, è arrivato col corriere, diciamo. Sì, pure se viene la fine del mondo, alla fine faremo sempre quello, in effetti. Quindi diciamo che arrivava la porchetta calda calda, ragazzi, col corriere di Ariccia. E che fai? Non l'assaggi un pezzettino, dai. Quindi diciamo che io poi stavo pure alla parte addetta quella di a tagliare la porchetta, stavo uno che tagliava i panini, io tagliavo la porchetta e lui li riempiva, poi io mano a mano diciamo mettevo su un tagliere diciamo d'acciaio tutte le fette di porchetta e lui le metteva nei panini, quindi diciamo ragazzi che era più o meno un casino, quindi la voglia di assaggiare ragazzi è sempre più forte, pure l'amico che tagliava i panini diceva oh ma me ne dai un pezzo pure a me, quella era di Torino, e che fai te la mangi solo te? Ha detto tazze pure a Torino mangiato, ho detto. Comunque un casino proprio. Poi un'altra volta ho fatto il brezel, il famoso pane diciamo tirolese, quindi la famosa ciambella e pretzel come lo chiamano in Germania, quella tipo ciambella tipo con la S, e la aprivo, la riempivo di speck e formaggio. Quindi la mettevo nel forno e poi la serviva. Ti giuro, Lupus, non mi crederai. Ho fatto proprio una stesa proprio esagerata di questi pretzel pieni di speck e formaggio che davanti la gente vedeva come una colata di speck che scendeva giù. Allora ti posso garantire che in 4 giorni che ho fatto 20.000 euro. Cioè 4 giorni facevo la media di 4-5 mila euro al giorno. Io vendevo il brezel 5 euro pieno di speck e formaggio, quindi una fondina piena di speck del Trentino Alto Adige col brezel, quindi lo infornavo. Immagina che la crosticina di formaggio e lo speck che si diciamo arrostiva un poco, usciva un profumo, la gente veniva, Lupus ti giuro, una signora una volta ha detto me ne date 5 da portare, ho detto ma che cosa sono? Cioè questa è venuta, no? Se ne ha comprate 5, non sapeva nemmeno che cosa stava comprando. E il zio, ma scusa, voi comprate una cosa? Eh no, io ho visto tanta gente che ci sta qua e allora ho detto è buono, penso un poco. La gente veniva, dicevo che cos'è? E io dicevo questo è pane che si usa. Ah sì, me ne date 2 da portare. Ma ti giuro un casino, ci stava una coda che mi pareva di stare allo stadio. Pensa che il mio amico, ti giuro, con l'affettatrice con lo speck si aprivano, non voglio esagerare ragazzi, 15-20 speck la sera in effetti per riempire. Mamma mia, ti giuro, un casino proprio. Penso che la mano, questo amico mio era rumeno, no? Lui stava affettava solo.
Io aprivo il brezel e mettevo fetta di formaggio e speck e poi li mettevo in esposizione davanti al banco, no? In mezzo ai speck, prosciutti crudi, sa, per fare più scena. Formaggi, sa, tutte queste cose belle che si vede, caciocavalli, quindi un banco ben preparato che quando vieni ti viene voglia di mangiare. Quindi puzzone di Moena, avevamo quasi di tutto, guarda, quindi formaggi, fondina valdostana, pecorino siciliano, sa, avevo un misto d'Italia in effetti, quindi avevo parecchi formaggi importanti, quindi avevo il vino Barolo affiancato alla toma piemontese, quindi davvero un banco da paura, quindi e poi avevamo questi brezel, ma ti posso assicurare ci stava la fila. Eh sì, Lupus, noi dobbiamo preparare il banco perché la gente deve guardare, deve venire fame. Quindi noi mettevamo salsicce appese, caciocavalli appesi, poi tutti questi brezel uno sopra l'altro, no? Con le fette che uscivano da fuori, quindi. Allora tu che stavi dall'altra parte fuori, vedevi, diciamo, una cascata di speck e formaggio, quindi la gente veniva vicino al banco per vedere che cos'era. Quindi era come una cascata, sai quando fanno i matrimoni che ci stanno quelle cascate di prosciutto? E così erano questi brezel che stavano. Io ne mettevo 10, poi 9, poi 8, poi 7, tipo piramide. E poi facevo una seconda fila così, una terza fila così, una quarta fila così. Mi ritrovavo che stavo quasi coperto io interamente da questi brezel. La gente che stava da fuori proprio rimaneva impressionata proprio. Pensa che facevamo e fai il calcolo più o meno 4.800 brezel al giorno più o meno, come se facessimo 800 panini al giorno, proprio una cosa pazzesca, ma però l'ho assaggiato perché poi dopo ce lo mangiavamo anche noi, in effetti è buono, in effetti noi li prendevamo che li doveva tsunami di brezze, ma ti giuro Mastello, guarda Mastello, tu secondo me il mio capo lo devi conoscere in effetti, sai chi è? In effetti è quello delle patatine Amsterdam Chips. Penso che a Torino tu lo conosci, no? Se sei di Torino devi conoscere Amsterdam Chips. In effetti il proprietario è quello che io lavoro con i formaggi e le fiere. Quindi penso che a Torino tu Amsterdam Chips l'avrei sentito, c'è anche a Milano questa azienda. Solo che quella è, diciamo, sono suoi negozi, però lì sono solo patatine olandesi lì. Poi noi facciamo altre cose in effetti, però è lo stesso proprietario. Quindi penso che lo conosci bene, quindi noi anche quando andiamo a Torino a Porta Susa ci sta proprio sopra l'angolo, nei portici ci sta questo qua che fa le patatine Amsterdam Chips, la patatina olandesa. Sì, sì, arrivo, l'hanno aperto da poco, quello è il mio capo, sì. Hai visto arrivo lì quel bar grande che hanno aperto adesso? Quello è il mio capo, adesso aperto da poco, a Rivoli, sì, sì. Io lavoro con quel signore lì che ha questi negozi lì, in effetti. In effetti quello ci sta in un bar, ma ti dico pure Ah, ecco, il Cavallino, ci sta un bar, il Cavallino, di Francesco Ferrara, se vai a vedere. Quindi quello è quello che io lavoro, in effetti. Però faccio le fiere con lui, non è che faccio, diciamo, altre cose. Lui a bar, diciamo, un po' tutto, diciamo. Quindi diciamo in effetti che ma ultimamente ci sono state anche delle persone importanti lì. C'è stata l'ex di Fabrizio Corona, in effetti, non mi ricordo come si chiamava lì. Non mi ricordo, quella lì che bisticciava sempre, lì che c'è il figlio, no? Non mi ricordo come si chiama, mannaggia la miseria.
Qualcuno si ricorda, ragazzi, l'ex di Fabrizio Corona come si chiamava? Nina Moric, bravo, l'avvocato, quella là stava da lui, sì. È andata in effetti lì. Nina Moric, sì. Sì, sì, io non mi ricordavo, in effetti lui mi aveva invitato, vieni, 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 a Cavallino. Adesso lì faranno una fiera, Lupus, faranno il cioccolato, venderanno cioccolata di tutti i tipi, in effetti, quindi faranno questa fiera. Ecco qua, sì, sì. Sto guardando, dall'8 al 17 novembre ci sarà a Torino il cioccolato. Ci saranno tutti i tipi di cioccolata, quindi dall'8 al 17 novembre, ragazzi. E secondo me staranno a Piazza Castello, in effetti. Ah, ecco qua, poi ha aperto un altro al Pignano pure. Mm. Ad Alpignano ha aperto un altro magazzino il mio capo, si chiama il Fahrenheit, pasticceria e gelateria artigianale, quindi a Valsusa, Alpignano. Diciamo che sta aprendo molti, diciamo, locali così, trend in effetti, quindi... E poi ci sarà, eccolo qui, l'ho trovato adesso perché sto su Facebook. Dal 29 novembre al 23 dicembre ci sarà Natale a Torino 2019-2020, quindi fino al 23 dicembre, già è confermato, sto vedendo adesso. Eccolo qua. Ah, eccolo qua dove sta il cavallino, quello là che ti ho detto io, a Corso Torino 71. Quindi davvero un ottimo bar, c'è di tutto. E qui è stata Nina Moric a Corso Torino, al Cavallino. Sì, sì, è il Fahrenheit è il mio titolare, in effetti, è il padrone del Fahrenheit. E io lavoro con lui, però faccio le fiere, non faccio, diciamo, bar oppure le patatine, Amsterdam chips, no. E poi lui fa le fiere per tutta Torino, Europa. Adesso faranno quelle del cioccolato. Penso di sì, i Beaker vanno in bici, sì. Quindi in effetti, come ti ho detto, conosco a memoria oramai Torino, quindi sono di casa, diciamo lì. Lo so, ma già me l'ha detto, in effetti, il mio amico Michele ha detto venite a fare un giro. Non lo so, forse salgo, non lo so. Ti dico una bugia, forse me la faccio una scappata. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci sentiamo o più tardi o domani. Adesso vado un attimo da mamma a vedere che ci sta. Ah, e dopo comunque controllo di nuovo. Vado un attimo da mamma perché mamma ha la febbre, quindi c'ho mamma con la febbre a 39. Ah, certo, andiamo a Cavallino per aprire il caffè, a fare night, quindi non è un problema. Quindi ragazzi ci sentiamo dopo, vado un attimo da mamma a vedere che aveva la febbre forte, sta influenzata. Già ieri sera che siamo andati a mangiare la pizza già non stava bene, quindi sta correndo la febbre. Andiamo a Cavallino, così è capace di chiamare Nina Moric e farla venire. Così magari vediamo Nina Moric.
Vabbè, voglio ci sentiamo. Ciao a tutti ragazzi. Perché? Io dico piacere Giuseppe. No, faccio la diretta ragazzi. Si trova, dico io, Francesco, chiama quello là e fa venire. Poi faccio la diretta ragazzi, anche voi la vedrete. Oh no, non va bene. Mi piace così, no? Avvocate. Ciao, voglio.